Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano, siamo a Bernofio, il diluvio incredibile, ne mancava da un bel po' il diluvio così e purtroppo quinto posto in griglia, ho fallito la pole position, ma chiaramente possiamo comunque vincere, ma pioggia devastante e notizione delle notizione dal prossimo Gran Premio ci sarà la difficoltà reale ragazzi, il Cumendone diventa un reale cumendiano e vai come questo perché? Perché voglio cercare di avere più bonus per fare più soldi possibili. Quindi mi tengo quest'ultima gara qua e salutiamo la categoria difficile per andare a reale nella next gar nell'inglese pur. Quinto posto, comunque sotto il diluvio faccio un po' fatica, Faccio un po' fatica a Brno sotto un diluvio così. Era tanto che non pioveva così in maniera così devastante. Bravo Kuma, dai. Questa è una delle super favorevoli, cazzo, mi dispiacerebbe fallire. C'è Rino Gattuso davanti, c'è Gattusino davanti. Noi possiamo puntare almeno al secondo posto nel mondiale, anche se sarà durissima. Quindi 2 secondi posto dopo il secondo posto dell'altro anno in Moto 3. Però l'importante è fare 1,2 milioni per avere le moto fighe per la MotoGP, perché dopo sarà veramente dura. Attenzione, incidente di Veneziano. Incidente del Come. Non ci voleva questo incidente. Addio, attenzione, è morto Simone. Attenzione, il Come ammazza anche Simone, il Come ammazza tutti. Ah, brutta caduta, bruttissima caduta del Come, non ci voleva proprio, soprattutto per i soldini che devo fare. Non posso permettermi di non prendere punti, ma porca di quella porca. C'è Scroto, ragazzi, abbiamo appena superato Scroto e adesso c'è il maleducato. E adesso vai di maleducato, il Come forse la rischia un pochino troppo, larghissima veneziana, larghissima curva del Come purtroppo. Veneziano deve spingere al massimo adesso se vuole recuperare. Uno dei punti deboli di Veneziano è che non sa bene recuperare pochissime rimontare da una caduta. Dai come, 6th place. Siamo tornati in corsa, però purtroppo un errore che non dovevo fare, ma ragazzi lo sapete, anche nelle gare favorevoli può succedere l'inghippo. E purtroppo è successo nel momento peggiore perché sotto il diluvio devo fare soldi per avere una buona moto il prossimo anno. Tutto potevo ma non sbagliare qua, Born. Zircone se ne sta andando, ragazzi. Fuga di Zircone. Non me l'aspettavo proprio questa debacle. Dai, Come, provaci almeno a prendere il podio. Servono punti, servono soldi. Dai, Come, dimostra al mondo che sei il più grande. Hashtag Kumenda. Hashtag forte Come. Proprio un errore bruttissimo. Questa curva questa è la curva della minchia proprio. Il Kuma rimane sesto ma non riesce più a prendere i primi. E questa non è una buona cosa, Kuma. Purtroppo anche una moto che per le rimonte diciamo che non è favorevolissima. Veneziano sta cercando di spingere il più possibile ma è molto indietro. Brno gara veramente strafavorevole. Sta succedendo l'impossibile, l'indefinito, l'incalculable. Dai Kuma, dai Ketsus. Già la non pole mi aveva un po' insospettito, ma adesso veramente sono molto preoccupato. Dai Kuma, spacca tutto Kuma, spacca tutto. Dai però veneziano, sveglia. Dai Kuma, dai. C'è un diluvio in Repubblica Ceca devastante e le zoccolette del Kuma sono bagnate qua in Czech Republic. Dai che possiamo superare Durelli. Vai che lo possiamo superare Durelli. Che brutto errore, Kuma. Che brutto errore. Proprio un errore imperdonabile. Però ci siamo e forse ci andiamo a prendere il giro record. Speriamo, sarebbe bello fare un fastest lap sotto il diluvio. Vai Kuma. Credici veneziano, tu puoi tutto. Abbiamo Gattusino davanti adesso. Gattusino da superare. La prendo lunga, lunghissima, brutto errore ancora. Niente, non riesco a trovare proprio feeling con il diluvio. Dai veneziano, giro record di Loves, giro record di Levis. Vediamo se veneziano riesce a batterlo. Non penso, sarà dura, speriamo. E invece sì, fastest lap del Come. Il Come si prende almeno il giro record e già questa è una piccola soddisfazione. Però il quinto purtroppo e il podio è molto distante in questo istante. Scusate il gioco di parole, Feuncume è molto nervoso.
Si sta giocando tanto qua. Mamma che pioggia. Mamma che pioggia. Ma che incidente niente con Tito, ragazzi, con Titone Rabat, con l'arrabbiato, fio i soccazzi. Dai Come, regalaci un sogno, regalacelo, il podio, non è impossibile se faccio bene la seconda parte del tracciato, ma non devo sbagliare niente, anzi... c'è il Gattusino e Rabat, no, Rabat allora non è morto. Che cazzo ho preso allora? Beh, vabbè, insomma. Crisi comendiere, crisi comendiere. Dai, almeno terzo, almeno terzo. No, prese, ma proprio niente, non c'è feeling, non c'è feeling. Non c'è feeling per il Cume a Bern con la pioggia in Moto2. Non c'è. Purtroppo non c'è il Cume comunque ci può provare. Stanno... Mamma mia, ho rischiato tantissimo, ho dovuto frenare per non andare a sbattere. Però la gara è quasi finita, o adesso o mai più. Dai, Cume, portaci a casa al terzo posto. Provaci, provaci. Supera Gattusino, supera il gatto, c'è arrabbiato. Supera il gatto, c'è solo arrabbiato. Dai, Cume, regala, ce lo manca one curve. Manca pochissimo. Il Cume la sta rischiando un po' troppo. Guarda che se cado, se non mi devo ritirare. Il Cume è quarto. Il Cume ai piedi del podio. Ma puttana troia. Niente da fare. Quarto posto ai piedi del podio. Veneziano delusissimo. Molto, molto delusa. Ma vaffanculo. Raga, siamo a Silverstone, 17esimo tempo disastroso. Siamo a difficoltà reale, ma non è questo che mi porta al 17esimo posto. È proprio che con la pioggia devo riprendere la mano. Ho fatto poche gare sotto la pioggia e vedo i risultati, cioè uno schifo. Dai Cume, dobbiamo assolutamente fare punti e soldini perché non siamo ancora in grado di comprare nessuna moto GP. A 1,2 milioni sarà impossibile arrivare, ma almeno una moto media la voglio. Non voglio partire con la più scarsa. Vai Cume, go Cume, go Cume, go. 8, eccola là, l'inculata nordica. Dio mio. Ho ucciso qualcuno, forse non lo so, vabbè. Mamma mia, scodata pura, scodata purissima, tra le più pure, mamma mia, nono posto. Tutto sbagliato, ma puttana miseria. Come dice il buon Lino Benfi. Adesso devo fare il miracolo, ma sarà durissima. Siamo a difficoltà reale, fiori. Siamo a difficulty real, in inglese pur. Dai, tutti insieme ragazzi, hashtag io ci credo. E noi ci crediamo perché senza di voi non sono niente, mamma mia. Bisogna fare punticini, purtroppo le qualifiche sono andate male. Bravissimo, super Gattusino e il Morbidello. Vai, ciao Morbidello. Siamo quinti. Really good, Kuma, really good. Vado un po' per campi, però. Stiamo andando un po' troppo per campi, fioi. Dobbiamo sfruttare tutto, fioi, lo sapete. Il Kuma sfrutta tutto, chi se ne fotte. Il pro gamer lo lasciamo a qualcun altro, noi siamo dei pazzi, degli squilibrati mentali. Siamo quarti, non so neanche come, onestamente, ma siamo quarti. Ho fatto molti errori, ma sono comunque quarto, ancora lungo, mamma mia. Sfare che diluvio in quel di Silverstone, fioi. La pietra argentata è impazzita dal diluvio. Mamma mia che cume, un cume che veramente non è biblico di più. Un cume biblico oggi. Dai Vecchio, dai, sempre quarto. Quanti quarti posti ho fatto in carriera? Mignottona ladra. Ok, primo giro completato, fastest lap penso per Zirlovs, Gigi, ragazzi, Levi Strauss va di giro record. Dai, come quello che non ho fatto a Brno lo voglio fare a Silverstone. Comunque giro record di veneziano, probabilmente per il taglio. Per il taglio qua probabilmente. Vai, Cume, bravo, Cume, dai che ci siamo, se vedi guidando bene siamo vicini, anche se siamo a difficoltà reale, il Cume c'è in una gara sfavorevole, molto bene. C'è Zircone. Zircone terzo, signori, it's incredible. Zircone prova a superare Rabat, mamma mia. Grande Cume. Good Cume, fiori, good Cume.
Non sbagliare, non sbagliare. Siamo tutti là, il podio è alla mia portata. Anche la vittoria fondamentalmente, però intanto mi andrebbe bene anche un podio. Ho bisogno di soldini. Buono come second place. Seconda posizione. Ok. Adesso dobbiamo assolutamente stabilirci in seconda piazza. Dopo il quarto posto beffardo di Bernard. Siamo a terzi a meno 77 la Zircone, 77 punti, pur avendo vinto parecchie gare. È incredibile la stagione di Zirco, cioè, Zircone c'è. Questa la prendo sempre lunga, non c'è niente da fare. Dai, come, portaci a casa il risultato, come. Portacelo a casa, come. Portacelo a casa, come. Portacelo a casa. Mamma che diluvio, però è difficilissima. Sta gara col diluvio è veramente tosta, eh. Il Kuma ha bisogno di money. E inizia il final lap. Kuma indiano. Vediamo se riusciamo a portare a casa un altro giro record. Giro record per Levis. Forse c'è, vediamo se c'è, speriamo. Giro record di veneziano, c'è un potenziale indescrivibile e non so come sia possibile in qualifica il 17esimo. Stiamo recuperando bene, a parte il primo giro dove ho tagliato forse all'inizio un pochino, che mi ha dato un piccolo aiuto, diciamo, anche se comunque ero nono dopo le prime curve, quindi non primo. Secondo giro perfetto, grande come, dai. Buono. C'è molta tensione però nel paddock del Cume, perché questo potrebbe essere un secondo posto fondamentale per il podio nella categoria e per i soldini per la prossima moto, perché i gondolari team vogliono andare in MotoGP già da protagonisti. Sì, Cume, sì. Dai Cume, spacca il culo a tutti, Cume, spaccalo. Dai che vogliamo la seconda piazza. Dai che la vogliamo. Zircone è quarto, ragazzi. Incredibile Zircone. Buono. Con qualche rischio più potrei provare anche il primo posto, ma ho paura, figlio. Lo ammetto, lo riconosco. Il Cume si sta cagando addosso. Però Levis non è lontano. Levis non è lontano. Mamma mia che vicini che siamo a Levis. Come stiamo guidando bene in questi 2 giri. Mamma mia che Cume. Mamma che bel Cume. Mamma che bel Cume. Arrabbiato è terzo. Zircone è quarto. Pazzesco Beppe. Pazzesco. Sul Cume ci deve regalare la prestazione della vita. Minimo secondo adesso. È chiaro che ci ho fatto la bocca al secondo posto. Non posso sprecare l'occasione. Non importa che se non arrivo primo. Non importa, non mi interessa. Non mi interessa. Un Cume spettacolare, è meraviglioso. Mi viene quasi da piangere. Il Cume è secondo in una gara difficile, alla prima a difficoltà real. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bravo Cume. Veramente, veramente bravo. I protagonisti della gara Siamo terzi a meno 70. Impossibile anche arrivare secondi, però terzi ce la possiamo fare. Andiamo a vedere la difficoltà nei bonus. Difficoltà reale, ragazzi, come potete vedere. E mo si gode. Dai che arrivano soldini. Oh, dai, siamo quasi a 900.000. Buono, buono, buono. Ce la possiamo fare arrivare a 1 milione. Dai, raga, credici. Crediamoci. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!